Eccoci insieme, il tempo vola, parliamo di eventi, cominciamo con lei. E quindi la zona della Valsugana. La zona della Valsugana, quest'estate ci saranno sicuramente tanti eventi. Volevo ricordare alcuni eventi che vengono fatti proprio in montagna e nel bosco presso questa mostra di arte contemporanea nella natura, una specie di land art che viene svolta in Val di Sella, nel comune di Borgo Valsugana, e si chiama Arte Sella. È questa mostra di arte contemporanea, come dicevo, dove si trovano tantissime opere realizzate con elementi della natura. Sono delle opere realizzate da degli artisti internazionali famosi e che mettono assieme tutti questi elementi, dai sassi, fogli, rami, e usano veramente pochissimi elementi che non vengano dal bosco e realizzano queste sculture, queste opere, come vediamo qui sul video. Quindi sono opere grandi? Sono opere molto grandi, non diciamo grandezza naturale, ma ben più della grandezza naturale, perché sono sempre queste? Sono sempre queste, sì, sono delle opere molto particolari. Ricordiamo fra queste quella forse più importante, che è la cattedrale vegetale, questa cattedrale realizzata con del carpino bianco, questo albero, e con l'andare degli anni poi gli alberi crescono, cadrà la struttura e quindi resterà una vera e propria cattedrale formata da alberi. Sono tantissime le opere, è un percorso di circa 3 ore che si può... Quindi in mezzo al verde proprio? È proprio in mezzo al bosco, sì, è un percorso in mezzo al bosco, si vedono le opere lungo tutto il percorso e poi nella parte finale, nella zona di Malga Costa, c'è questa cattedrale vegetale e le opere più importanti come questa, che si chiama Nascondino perché ricorda molto un nascondino per i bambini. La località dove? È in Val di Sella, nel comune di Borgo Valsugana, a 8 km da Borgo Valsugana. Perfetto, Borgo Valsugana che è un comune molto carino, un borgo molto carino da visitare. Sì, molto carino, sì, una piccola Venezia, diciamo. Esatto, vale la pena anche ricordarlo. Altri eventi? Altri eventi, legandoci ad Arte Sella, il Respiro degli alberi, che fa parte dello stesso circuito, quindi a chi piace questo tipo di rappresentazione, molto belle anche per i bambini perché si divertono proprio a scoprire l'interattività con queste sculture. Allora, 2 e 5 giugno Recuperando il tempo, a seguire Degustando l'Oltresomma, una bellissima camminata di 11 km il 17 luglio, si attraverseranno antichi mulini, segherie, il sentiero dell'acqua. Ad agosto, 8-14 agosto, Serrada Futurista, quindi Serrada con il futurismo, De Pero, un evento particolarissimo dove tutto è concesso come nel futurismo, la velocità, le stranezze, quindi molto bello. A fine luglio l'anniversario, i 40 anni della banda di Folgaria con un grande raduno bandistico, e poi gli altri avvenimenti verremo a raccontarveli sicuramente prossimamente perché è un'estate ricca di eventi. L'indicazione che noi diamo, ogni fine settimana c'è un evento, eventi che spaziano dalla cultura allo sport all'enogastronomia, quindi sicuramente i nostri ascoltatori potranno trovare l'evento più interessante, ma poi l'evento è fatto da un territorio sì, che è molto bello, quindi salite in quota, scendete sui laghi, veramente non c'è la possibilità di annoiarsi, ma sarete sicuramente costretti a ritornare perché avrete voglia di vedere ancora qualcosa che non siete riusciti. E poi comunque anche per i più giovani, per le persone magari sui 25-30 anni ce n'è, perché nelle Malghe si fa festa, si balla, insomma c'è molto, c'è sì, vita, ci sono anche tantissimi eventi, come diceva Daniela, anche in Valsugana nei prossimi weekend ci sono degli eventi, c'è il nuovissimo Festival dei Fiori alle Vicoterve dove è tutto lasciato all'immaginazione. Anche gli organizzatori ci hanno comunicato che sarà un evento molto particolare e dove la gente dovrà creare il proprio spazio, qualcosa veramente di diverso. E poi l'11 giugno, visto che parlavamo dei laghi di bandiera blu, ci sarà la notte blu sui laghi di Levico e Caldonazzo. Ogni spiaggia e ogni comune proporrà qualcosa di diverso, quindi dalla mattina fino alla sera con lo spettacolo pirotecnico blu
sul lago di Caldonazzo e sul lago di Levico, sì, qualcosa, è il primo anno, quindi vedremo delle cose sicuramente molto interessanti. Vi state cimentando anche in questa avventura. Esatto, della bandiera blu, e quindi cerchiamo di valorizzare sempre di più questo riconoscimento che per noi è molto molto importante. Ecco perché, per chi non ci avesse seguito all'inizio, ci sono dei lidi che si possono frequentare, Levico, Caldonazzo, si può andare anche a nuotare, insomma. Sì, sì, certo, sono laghi balneabili, come dicevamo, da maggio-ottobre, e ci sono tantissimi lidi e spiagge attrezzate dove ci si può rilassare, dove si può fare dello sport, dove si può fare il bagno in tutta tranquillità, anche perché è un lago profondo, però le spiagge, l'acqua diciamo profonda è dopo i 25 metri. Vabbè, insomma. Quindi dalla zona di Folgaria uno poco tempo può scendere e finire sui laghi? Sì, sì, finire dei laghi, anche da Lavarone, perché poi alla fine le vie di discesa su Caldonazzo e Levico sono molteplici, da tutti i punti, anche da Luserna si arriva a Caldonazzo. Ovviamente dopo che abbiamo camminato, abbiamo fatto sport, abbiamo visitato i sentieri tematici, il relax nei centri benessere delle nostre strutture che ci sono molto belli, quindi un momento per il relax, un momento per lo shopping. Il centro di Folgaria è un centro bellissimo, io amo dire che è quasi unico per essere un centro in quota, tanti eventi anche nel centro quest'estate, dai giochi di una volta allo shopping a lume di candela, alla musica in piazza, quindi ce n'è veramente per tutti. È un centro caratteristico di montagna, ma anche tra virgolette moderno, perché è un po' così un po' glamour, con questi ristoranti, le cantine, i wine bar, la musica dal vivo, prodotti anche delle nostre pasticcerie sofisticati, e quindi ognuno può scegliere poi la giusta dimensione. Con nomi illustri di chef in vari ambiti, senza fare nomi particolari. Nessuno. Allora, grazie, siamo arrivati al termine, grazie a entrambi di essere stati qui con noi, grazie a voi di averci seguito, avete visto che bellissime opportunità che si aprono ormai da qua in avanti, quindi sceglietele, valutatele, perché ormai si partono anche le prenotazioni per l'estate, prenotando è meglio, giusto? Assolutamente sì. Ecco, benissimo, grazie, buon proseguimento, noi ci rivedremo presto perché avremo altre opportunità per affrontare queste zone straordinarie.